pubblicato diverse collane, tra cui vorrei ricordarne soltanto una, Calparol Fatinca, che è preceduto da un saggio di Ezio Raimondi, un saggio di 30 pagine, giusto? Allora, Nevio, appunto, che è un grande poeta, molto generosamente viene qui invece a raccontarci un po' tutta la costellazione dei poeti romagnoli. Prima di cedergli la parola, i poeti romagnoli del Novecento, prima di cedergli la parola volevo ricordarne uno di questi poeti recentemente scomparso, che è Giovanni Nadiani, a cui Azzurra D'Agostino, amica e poetessa amica del festival, che dirige un altro festival gemellato e amico del Cabudan e de Sos Poetas, che è l'importanza di essere piccoli a Porretta Terme. Azzurra ha dedicato l'intero festival alla figura di Giovanni Nadiani, per rendergli omaggio, onore. Io l'ho conosciuto, veramente una figura poi non solo poeta ma anche traduttore e raffinato pensatore teorico. Così, per rendergli omaggio, poi Nevio ne riparlerà ulteriormente, leggendo anche lui alcuni versi, ma vorrei leggervi in italiano una sua poesia che per me è proprio un manifesto, una poesia manifesto sull'uso della lingua, non solo del dialetto, su che cos'è la lingua. La poesia si chiama Scorer, in dialetto, parlare. Ma come parlerà mai la cinese di 20 anni, che riempie il cartoccio dell'Happy Meal al McDrive di Forlì per i bambini che gridano e saltano alla festa di compleanno, con le crocchette di pollo olandese e le patatine surgelate della quinta stagione, riscaldate nelle bolle di un grasso che non smette mai di friggere per la gioia di tutti. Lei da dove viene? Come ha fatto a finire proprio lì? C'è forse anche una mafia dei McJob? E poi, sarà davvero cinese? E se invece di essere di Canton o di Changchun fosse di Dongdan o di Phnom Penh? Per quelle mamme tutte leccate in fuoristrada che si parlano nella lingua della televisione, cosa cambierebbe mai? E io di tutte quelle lingue, che cosa capirei che ormai non capisco più nulla, nemmeno quando attraverso la mia strada, tagliando a metà i discorsi delle badanti che si chiamano da una porta all'altra in russo, pensando in polacco, moldavo e ucraino, coi vecchi del posto sulle carrozzelle a sbavare gli ultimi lamenti in una lingua che morirà giorno per giorno con loro. E dietro tutte quelle due fessure di occhi annacquati, sotto l'ala del berrettino rosso, cosa vedrà la cinese, oltre l'asfalto ribollito della via Emilia? Il fumo del polpettone che sfrigola sulla lastra? Il banco con le casse che suona l'incasso non suo? Una stia con esseri umani o una distesa a riso? Montagne altissime con i vecchi che non l'aspettano più e gli occhi di colui che la voleva baciare prima che partisse? Oppure la sua tana, con altri 10 come lei in via di Risorgimento, dove non vede l'ora di tornare per togliersi il grasso di dosso, allungare i piedi davanti a Sky e fumarsi una AMS. E adesso lascio la parola a Nevio Spadoni, che ci presenterà appunto questo libro curato insieme a Gianfranco Lauretano, D'un sangue più vivo, poeti romagnoli del Novecento. Grazie Roberto per avermi invitato, grazie a tutti gli organizzatori di questo meraviglioso Cabudan e grazie a tutti voi presenti. Mi ha detto che se passo l'ora, se sforo mi mena, allora devo stare in riga. Speriamo che il vento non mi porti via quelle poche idee che ho. Un sangue più vivo è questa antologia, un'antologia di poeti che un po' in Romagna mancava in ultima analisi, e poeti che raggruppano, che rappresentano in qualche modo tutta una regione e la lingua nei vari
la lingua e nei vari dialetti, poeti sia in lingua italiana che nei dialetti. Ci siamo messi io e Gianfranco Lauretano, un poeta di Cesena, attorno a una tavola abbiamo ragionato e deciso, dopo un bicchiere e 2 e 3 di Sangiovese, che per quanto buono non sarà mai buono come il vostro vino qui, però ci ha ispirato questo lavoro. L'antologia si è avvalsa della collaborazione di un nutrito numero di critici, la cui scelta è stata fatta in base alle specifiche competenze, così ad esempio disponibilità. Così ad esempio il poeta Aldo Spallicci, un nostro grande poeta, è stato curato da Dino Pieri e Maria Assunta Biondi, che avevano già curato l'antologia, l'opera omnia di questo poeta di Santa Maria Nuova di Bertinoro. Raffaello Baldini, per fare un altro nome, un altrettanto grandissimo poeta di cui parlerò poi dopo, è stato introdotto da Clelia Martignoni dell'Università di Pavia. Ecco, ci siamo avvalsi di diversi autori. Di ogni autore precedono, do alcune notizie tecniche prima, l'introduzione critica, la nota biografica, le opere, una sommaria bibliografia, un'essenziale scelta di poesie commentate, scelte da noi e commentate appunto dai curatori. D'un sangue più vivo è il titolo. Perché questo titolo? È un verso pascoliano tratto dai canti di Castelvecchio. Voi direte che è un verso, insomma, un po' eloquente, un po' troppo. In fondo il sangue vivo ce l'hanno un po' tutti i poeti di tutte le regioni, non soltanto i poeti romagnoli, però noi abbiamo pensato di onorare il padre non solo della poesia romagnola ma in lingua, ma il battistrada, per così dire, della poesia novecentesca in Italia, colui che ha aperto la via alla modernità con questo titolo, quindi Giovanni Pascoli. E tra i motivi che in qualche modo ci hanno spinto ad una indagine sulla poesia del Novecento in Romagna, non è per settarismo, ma c'è senz'altro la scoperta che essa ha formato un microcosmo, per così dire, esemplare delle linee guida generali italiane ed europee. La Romagna infatti ha avuto nel corso del secolo passato autori che hanno aderito ai principali movimenti poetici contemporanei, con opere spesso anche di primo piano. Quindi conoscere la poesia romagnola degli ultimi 100 anni consente di aprirsi ad una panoramica della poesia italiana ed europea del Novecento, ripeto, italiana ed europea. Si pensi, come già appena accennato, a Giovanni Pascoli, poeta di San Mauro, oggi San Mauro Pascoli, che ha aderito con una sensibilità tutta sua al simbolismo che si affermava in Europa, dalla Francia alla Russia, divenendone lui il principale esponente in Italia. Il lampo, e cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto. Bianca, bianca nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che largo e sterrefatto s'aprì, si chiuse nella notte nera. Il nunzio. Un murmure, un rombo. Sono solo. Ho la testa confusa di tetri pensieri. Mi desta quel murmure ai vetri. Che brontoli, o boom! Che nuove mi porti? E cadono l'ore giù giù con un lento gocciare. Nel cuore lontane risento parole di morti. Che brontoli, o bombo! Che avviene nel mondo? Silenzio infinito, ma insiste profondo
solingo, smarrito, quel lugubre rombo. E non sfugga la coessenzialità del crepuscolare Marino Moretti, e con questo termine il critico Giuseppe Antonio Borgese recensiva il nostro poeta, altro poeta di Cesenatico, Marino Moretti, nel quotidiano La Stampa del 10 settembre del 1910. E di Moretti vorrei proprio leggervi, anche se molti di voi la conosceranno, a Cesena. Bisogna avere un po' di pazienza, che io non sto vento, devo lottare. Piove, è mercoledì, sono a Cesena, ospite della mia sorella sposa da 7 mesi e appena. Batte la pioggia il grigio borgo, lava la faccia della casa senza posa, schiuma a piè delle gronde come bava. Tu mi sorridi, io sono triste. E forse triste per te la pioggia cittadina, il nuovo amore che non ti soccorse, il sogno che non ti avvissì, sorella che guardi me con occhio che s'ostina a dirmi bella la tua vita, bella, bella. Oh bambina, oh sorellina, oh nuora, oh sposa, io vedo tuo marito, sento oggi a chi dici mamma, a una signora. So che quell'uomo è il suocero da bene, che dopo l'autopasto è sonnolente, il babbo che ti vuole un po' di bene. Mamma tu chiami e le sorridi, e vuoi che io sia gentile, vuoi che io le sorrida, che le parli dei miei viaggi, poi quando siamo soli, oh come piove, mi dici rauca di non so che sfida corsa tra voi, e dici dove, quando, come, perché, ripeti ancora quando, come, perché, chiedi consiglio con un sorriso non più tuo, di nuora. Parli di una cognata quasi avara che viene spesso per casa col figlio e non sai se temerla o averla cara. Parli del nonno che è quasi al tramonto, il nonno ricco del tuo Dino, e dici vedrai se lo terrò di conto. Parli della città, delle signore che già conosci, di giorni felici, di libertà, d'amor proprio, d'amore. Piove, è mercoledì, sono a Cesena e mia sorella è qui, tutta d'un uomo che io conosco appena. Tra nuova gente, nuove cure, nuove tristezze, e a me parla, così, senza dolcezza, mentre piove o spiove. La mamma nostra t'avrà detto che, e poi si vede, ora si vede, e come? Sì, sono incinta, troppo presto, ahimè. Sai che non voglio balia, che ho speranza di allattarla da me. Cerchiamo un nome, ho fortuna, è una buona gravidanza. Ancora parli e guardi le cose intorno. Piove, s'avvicina l'ombra grigiastra, suona l'ora, è tardi, e l'anno scorso eri così bambina. In area vociana abbiamo poi, sono costretto a fare una carrellata veloce, abbiamo Dino Campana e il suo forte espressionismo, anche se fu drammatico, lo sappiamo, il suo rapporto con i dirigenti della voce.
Qualcuno lo reputa toscano, in realtà Campana è nata a Marradi, sul versante romagnolo dell'Appennino di Faenza, e lo consideriamo noi più romagnolo che toscano, e dai suoi canti orfici leggo questa breve poesia, L'Invetriata. La sera fumosa d'estate, dall'alta invetriata mese chiarori nell'ombra, e mi lascia nel cuore un suggello ardente. Ma chi ha sul terrazzo, sul fiume, si accende una lampada? Chi ha alla Madonnina del Ponte? Chi è che ha acceso la lampada? C'è nella stanza un odor di putredine, c'è nella stanza una piaga rossa languente. Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto. E tremola la sera fatua, è fatua la sera e tremola, ma c'è nel cuore della sera, c'è sempre una piaga rossa languente. E dopo questi esempi di poeti in lingua del primo Novecento, dobbiamo dire che la Romagna è uno degli epicentri italiani della rinascita della poesia in dialetto, e esempi significativi ci vengono dalla promozione culturale, come del già citato Aldo Spallicci di Santa Croce di Bertinoro, poeta fondatore nel 1910 della rivista La Pie, una rivista tuttora in piedi. La Pie significa la piada, molti di voi forse ne avranno sentito parlare di questa, si può chiamare focaccia romagnola, no? E comunque l'attuale direttore, fra l'altro, è Castronuovo. E oltre a Spallicci, da un classico che è ormai considerato il padre della nostra poesia in dialetto. Io dico, se Pascoli è il padre della nostra poesia in lingua, il padre della nostra poesia in dialetto è senz'altro il Sant'Albertese, ovvero di Sant'Alberto di Ravenna, Olindo Guerrini alias Stecchetti. Bene, 47 autori sono compresi in questa antologia, sia in lingua che nei vari plurimi dialetti della Romagna, allo scopo di esorcizzare ormai il pregiudizio, dico pregiudizio ormai superato, dagli studiosi almeno più qualificati, che il dialetto è una lingua minore. Un esempio eclatante ci viene ad esempio da Raffaello Baldini, da Pier Vincenzo Mengaldo, e non solo, che nella prefazione ad nota all'opera di Raffaello Baldini dice che se non vigesse ancora il pregiudizio che il dialetto è una lingua minore, Baldini sarebbe da considerare fra i 2-3 poeti, 3-4 poeti più importanti oggi in Italia. Ma allora, che cos'è che unisce, per così dire, tanti autori con poetiche, stili e registri diversi da giustificare un simile lavoro? Una terra, forse? Un carattere particolare, una storia, non so, di lotte, di fatiche. Si può parlare, ce lo siamo chiesti, di romagnolità? Non è facile rispondere senza incorrere, diciamo, in quelli che sono banali luoghi comuni, stereotipi, passatismi di ogni genere. Sono poeti, questi 47 antologizzati, di una stessa area geografica, quindi accomunati, se vogliamo, da un amore per la nostra terra dura, fatta di gente sanguigna, di lavoratori, spesso anticlericali, miscredenti, ma fortemente radicati nei valori, certamente, della libertà, della giustizia, della solidarietà. Un amore per la natura che si legge un pochino in tutti i poeti romagnoli, dapprima la natura vista nella sua dimensione proprio piena, diciamo, di bellezza, e ultimamente, soprattutto negli autori ultimi e più recenti, una natura deturpata, violentata. E mentre dico queste cose penso ai fatti che sono successi ultimamente da noi, dove la nostra pineta, parte della nostra pineta di classe, uno dei nostri vanti,
è stata distrutta da incendi, dalle solite mani violente di delinquenti. Ma torniamo alla nostra antologia. Nella prima sezione figurano 9 autori, come ho detto, da Pascoli al realismo comico e satirico di Olindo Guerrini e di Talanti, Dino Campana e Marino Moretti, poi il versante elegiaco in Spallicci e Nettore Neri, e poi abbiamo messo i 2 fratelli Enzo e Lino Guerra. Ma in particolare ora mi vorrei soffermare un attimo nel primo Novecento in dialetto con Guerrini, alias Stecchetti, nato nel 1845, scomparso a Bologna nel 16. Guerrini chi è questo personaggio? Studiò giurisprudenza, partecipò alle aspre lotte politiche locali, viene eletto consigliere comunale a Ravenna, poi diviene bibliotecario a Bologna, all'università, poi direttore. Ha fatto parte del Consiglio Provinciale Scolastico e l'opera di maggior rilievo sono senz'altro i sonetti romagnoli. I sonetti romagnoli che sono di Stecchetti sonetti dai toni umoristici e satirici. È un pretesto per una denuncia delle ingiustizie sociali del tempo. In essi troviamo una carrellata di personaggi tipici della Romagna di allora: il socialista, il repubblicano, il contadino, il bracciante, il cameriere disoccupato, il clericale, l'anticlericale. Ecco, e 2 personaggi in modo particolare: Pulinera, Apollinare, che è la personificazione del ravennate classico del passato, arguto e bonaccione, conservatore di vecchie credenze e abitudini, che racconta il suo viaggio ciclistico in Alta Italia, che è un pretesto per trascorrere chiaramente dei giorni in allegria con gli amici tra burle, mangiate, eccetera, eccetera. E Tugnas, Antonio, è in romagnolo Tugnas, contadino antimonarchico, anticlericale, uomo rude, amante della caccia, dei cavalli e del vino. Ma se il Guerrini che maggiormente consideriamo è quello in dialetto, noi dobbiamo anche tenere presente che Guerrini ha scritto anche opere pregevoli in italiano, e queste non con stile, con il carattere diciamo di quelli in dialetto, ma dove il riso e la satira cedono il passo allo sconforto e all'amarezza per gli inesorabili drammi della vita che anche lui ha dovuto attraversare. Bene, di Guerrini vi leggo in dialetto, poi Roberto leggerà la traduzione. Romagna, così avete un'idea almeno di uno dei dialetti, perché in Romagna ci sono tantissimi dialetti a seconda delle diverse aree geografiche. E dai, tot quanti là con la Romagna che perché sia la chiave di SSR, agli totti calogni biricà che l'invidia smartosa la si magna. Invece io sposerei per la campagna con bagni, con che da contadà. Ni so e passa rubea, tutti i suoi i lavora, i fatica, i si guadagna. E mia lei chi va di tanto in tanto è un sinsapio notizia. Tant'è vera che i segretari uma contia che in te, essendo che nuovo della terra che strucchera, l'ha fatto proposta di buttesò e capset, che in tegni mod i smortoti in galera. Romagna. E dai, tutti quanti ce l'hanno con la Romagna, che sembra sia il covo degli assassini. Sono tutte calunnie di birichini che l'invidia merdosa se li mangia. Invece si può girare per la campagna senza che abbai nemmeno un cane da contadino. Nessuno pensa a rubare, tutti si vogliono bene, lavorano, faticano e se li guadagnano. Il male è che di tanto in tanto se ne vanno e non se ne ha più notizia. Tant'è vero che il segretario comunale mi ha raccontato che intanto il nuovo sindaco della terra e di Castrocaro ha fatto proposta di buttare giù il Camposanto, che tanto muoiono tutti in galera. Ecco, di tutt'altro genere, come si è accennato precedentemente, la poesia di Aldo Spallicci, nato nel 1886, scomparso nel 1973.
Aldo Spallicci, medico pediatra, uomo politico, subì il confino e il carcere perché massiniano antifascista, deputato poi dopo la guerra alla Costituente, autore di una vastissima produzione poetica, inaugura con una nuova fase nella poesia romagnola, specie in dialetto, sdoganandola dal genere satirico che abbiamo appena sentito di uno Stecchetti. Cantore per eccellenza Aldo Spallicci, della natura, tante delle sue poesie, a titolo informativo dico che sono state musicate dal futurista romagnolo Francesco Balilla Pratella e tuttora cantate dai nostri canterini romagnoli. Leggo ovviamente in italiano. L'Arpues, il riposo. Mi sono disteso sul prato a pancia in giù, che era calato già il sole dopo l'Ave Maria. Io non ne potevo più, la schiena rotta, perché era dalle 3 che ero in piedi. Sentivo il calore della terra asciutta e il cuore che mi si era stretto tornò ad aprirsi, ed ogni cosa che mi era parsa brutta, ecco che era bella, e tutto era fiorito. C'è un momento passato, dopo l'Ave Maria, che si vede e non si vede, che è buio e che non è buio, e che le voci della sera non si fanno ancora sentire. M'era attorno alla notte come una siepe, e mi pareva di sentire sicuro sicuro il rumore dei capi della gramigna che crescevano. E arriviamo al secondo Novecento, alla seconda sezione dell'antologia. Qui troviamo un microcosmo esemplare, volendo datare la nascita della poesia romagnola in dialetto del secondo Novecento, dopo questa prima fase che così proprio velocemente ho accennato. Dobbiamo riferirci a colui che è stato, per così dire, il battistrada, cioè il sant'arcangiolese Antonio Tonino Guerra. Guerra è del 20, scomparso nel 2012. Con lui, appena uscito dal campo di concentramento di Troisdorf in Germania, dove lì, in quel campo, in quell'esperienza tragica, iniziò a scrivere i primi versi. La poesia, diciamo che da quel momento inaugura una stagione altra, sotto questa spinta, la spinta di un canto nuovo che lui esprime in una delle sue prime opere, che è Gli Scarabocchi, del 46. Una poesia che determinerà poi, nei decenni a venire, una ricca fioritura di poesia neovolgare. Tonino Guerra fu notato subito da Pierpaolo Pasolini e inserito nelle più autorevoli antologie, tradotto da Roversi, conosciuto non solo come poeta, ma soprattutto direi come sceneggiatore di tanti importanti registi, cominciando dal suo amico Federico Fellini, di Rimini, fino a Tarkovsky, Antonioni, Angelopoulos, i Fratelli Italiani, Rosi, Wim Wenders e altri. Le novità espressive, perché ho parlato di spinta nuova con Tonino Guerra, le novità espressive che si affermano si iscrivono in primo luogo all'interno di un realismo impuro, con una varietà di modulazioni che lo dilatano verso gli ambiti della favola, della lirica, della satira. E tutto questo era già stato evidenziato, come ho detto, da Pierpaolo Pasolini, che aveva individuato nella poesia del primo Guerra una complessità che si poneva tra disperato lirismo e disperato realismo. Queste sono le parole di Pierpaolo Pasolini. E possiamo affermare che il senso di tale osservazione può estendersi anche alla quasi totalità, diciamo, delle voci dialettali fino almeno alla seconda metà degli anni 70, fino a quando cioè gli autori romagnoli appaiono per lo più attestati su poetiche mimetiche
e di respiro politico, civile, assieme tuttavia ad una forte componente, questa sia sempre, di soggettività, degli esiti ora satirici, ora epigrammatici, ora delicatamente intimistici o anche fantastici. Come si è accennato, la poesia romagnola del Novecento viene a rompere quindi il confinamento al solo registro comico, realistico di un Guerrini, o Stecchetti che abbiamo sentito prima, o anche georgico sentimentale di uno Spallicci. Impegno e soggettività appaiono a essere caratteristiche degli autori almeno fino agli anni '80, dove il dialetto si è convertito, e uso l'espressione di un altro studioso, Franco Brevini, in idioletto, segnato, macchiato dalla traccia di una storia individuale e collettiva. Arriviamo all'opera di Tonino Guerra, I Bu, che debutta nel 72, riedita nel 93, che contiene i lavori precedenti con il già citato Iscaraboc, ed è senz'altro, almeno a mio modesto parere, il volume che maggiormente rappresenta la poesia di stacco. Perché? Qui abbiamo, con l'introduzione di Gianfranco Contini, che già l'aveva inserito in letteratura dell'Italia Unita, ma lo stesso Pier Vincenzo Mengaldo in Poeti italiani del Novecento, la Mondadori, sempre con la trascrizione di Roberto Roversi. Che cos'è? Cosa sono questi bu, i buoi? Quest'opera cosa rappresenta? È l'allegoria di un declino storico. Il mondo rurale contadino, quello dei sentimenti. Io sono figlio di contadini e quindi so che cosa significa questo mondo, cosa ha significato anche nella mia esperienza. C'è il passo alla nuova era, che è quella dell'industria. È quella della fredda, l'industria è quindi quella fredda, impersonale delle macchine. Il poeta quindi ha una forte reazione, una reazione risentita per il vuoto incolmabile che ha lasciato questa civiltà, il vecchio mondo rurale, anche se tenterà di recuperarlo con il memoriale fantastico delle opere poi successive, contrassegnate da versi lunghi e con un passo narrativo. Basti pensare a un'altra opera altrettanto importante che è Email, il miele. Guerra ha scritto tantissima roba, ma io cito soprattutto queste due opere, una in versi più brevi e l'altra con i versi più lunghi. Email dell'81, che è un poema di brevi canti dove si avverte la fuga dalla città verso la campagna, quindi un ritorno verso la campagna romagnola da parte del poeta, che è protagonista delle vicende narrate assieme ad una coralità bizzarra di personaggi stralunati, di puri superstiti fisici, morali, di quella che è stata definita dallo stesso poi Pasolini una ecatombe antropologica. E allora vi leggo da Guerra, I Bu. La leggo anche in è breve, la leggo anche in dialetto, così sentite un pochino la differenza, un altro tipo di dialetto rispetto a quello ravennate che abbiamo letto prima. Questo è dell'area di Sant'Arcangelo, un dialetto abbastanza difficile. I Bu. Amdea di exem i bu chi va gavea, che quel che ha fatto, che adesso uscirà prima se trattor. E pianze corma tot, enche mumè, avdai chi a lavorare dal mieri dan, e adesso ia dandevea, a testa bassa, drima la corda, longa de Masel. Andate a dire ai buoi che vadano via, che il loro lavoro non ci serve più, che oggi si fa prima d'arare col trattore. E poi commuoviamoci pure a pensare alla fatica che hanno fatto per migliaia d'anni, mentre eccoli lì che se ne vanno a testa bassa dietro la corda lunga del macello.
Un'altra poesia per me toccante è quella che Guerra scrive dopo l'esperienza tragica del campo di concentramento di Troisdorf in Germania. E si chiama La farfalla. Content, proprio contenta soste una massa di volti la volta, ma più di tutto, con chi mi libera in Germania, che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voce di maniera. Contento, proprio contento, sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania, che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. È tremenda questa, eh? Brevemente dalla raccolta, come vi ho detto, i due di riferimento ne ha scritte tante, Tonino Guerra dei lavori, ma i bu e mel, i buoi e il miele per me sono quelli più pregnanti. Dal miele cantata 32, canteda 32, canto 32esimo. 20 giorni fa ho messo una rosa nel bicchiere sopra il tavolino vicino alla finestra. Quando mi sono accorto che tutte le foglie erano appassite e stavano per cadere, mi sono seduto davanti al bicchiere per vedere il momento che la rosa moriva. Sono stato un giorno e una notte ad aspettare. Il primo petalo si è staccato alle 9 della mattina e me lo sono fatto cadere nelle mani. Non ero mai stato al letto di un moribondo, neanche quando moriva mia madre, che stavo in piedi, lontano, in fondo alla strada. La tosse, la mia casa è così in alto che si sente tossire il Signore. E veniamo, se a ridosso di Bu esce nel 73 a Occia Virta, ad esempio di un altro grande lirico Ravennate, che sono costretto a sorvolare, si tratta di Mario Bolognesi, anche lui scomparso in modo prematuro. Non possiamo non ricordare un poeta di un'altra area geografica, precisamente di Cesena, del rione della Valdocca. Mariangela ne sa qualcosa. Non a caso poi qualcuno mi ha chiesto come mai, ecco perché si chiama la Valdocca. Walter Galli. Walter Galli è un poeta antivillico, un dissacratore, pieno di sarcasmo, di graffiante ironia. Denuncia questo poeta gli errori della storia e le storture delle istituzioni, ponendo l'accento su una sofferenza che da collettiva diviene individuale nella descrizione a volte macchiettistica di figure marginali. È di grande efficacia stata anche la sua traduzione di Marziale in dialetto romagnolo. Di Galli sono costretto qui a saltare la lettura in dialetto, anche per ovvie ragioni, ma un terno all'otto, leggo l'italiano. Mai uno che le avesse fatto la corte, mai uno che se la fosse portata lungo il fiume in un canneto, brutta da far paura. Così quando arrivarono i neri, loro ne avevano una voglia da non vederci più. E lei, poverina, 40 anni suonati, si sarebbe attaccata a un ferro rovente. A quell'età, per la prima volta, ruzzolarsi in un letto con quei maschioni, via uno sotto l'altro, credo che di notte se li sogni ancora. E poi hanno il coraggio di dire male della guerra, ma per lei fu un terno all'otto. Va può capire, ma c'è anche la dimensione tragica in Galli. Va pur capire, vai poi a capire. Le api che si fanno la casa meglio di un ingegnere,
pipistrelli che hanno in testa una specie di radar per non cozzare contro il muro, la terra che frulla per aria da sola come una trottola, poi un terremoto distrugge una città. Il bimbo di Filiberto, nato cieco, va poi a capire, va poi a capire. Tote mel la vita, tote feil la vita, ach strasat biviron da bute so. Tutto il miele della vita, tutto il fiele della vita, ma che razza di intruglio da trangugiare. Ecco, questo è Walter Galli di Cesena. Ma torniamo sul un altro autore appartenente a quel circolo del giudizio, che era un circolo a Sant'Arcangelo di giovani intellettuali a casa di Nino Pedretti, qua partecipava anche Guerra, Gianni Fucci, tanti altri. Ecco, dicevo, questo grande intellettuale della scuola di Sant'Arcangelo è Nino Pedretti, nato nel 23 e morto nell'81. Anche lui, nelle sue opere fondamentali, tra le quali Te fug de mi paese, nel fuoco del mio paese, fa emergere quella lingua che è la lingua di Pouret, la lingua dei poveri, la lingua dei poveri, per dare voce a chi non ha voce. I nomi delle strade. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi, sono dedicate ai papi, agli scrittori, ai potenti, a quelli che fanno la guerra. Oh, mai che capiti di vedere via di qualcuno che confezionava cappelli, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non aveva fatto un cazzo perché andava a spasso sopra una cavalla. E pensare che il mondo è fatto di gente come me, che mangia i radicchi alla finestra, contento di stare in estate a piedi scalzi. Oh, la notte, sempre Pedretti, la notte che si infiamma nel buio, che si fa di cenere e splende nei suoi buchi di stelle. Oh, la notte, con quella luce che non c'è, con quel lume che da fuori come sepolto chissà dove. Oh, la notte, il mio nulla, la mia ombra, il mio me che è leggero e che sento andare via. Di un lirico che è Tolmino Baldassarri, leggo, ci abbiamo pian piano verso la conclusione. Baldassarri è un lirico puro, un autodidatta, ha fatto il bracciante. Il suo linguaggio che usa nella poesia è scarno, essenziale, risente anche della più alta poesia, però novecentesca, a dimostrazione che il poeta odierno non vive isolato, ma si confronta, appunto, si apre nei confronti del mondo, legge anche gli altri poeti, tanto di poesia, tanto di prosa, anche molta poesia viene fuori dalla lettura della prosa. Tolmino Baldassarri dell'area di Cannuzzo di Cervia, quindi abbiamo visto poeti un po' di tutte le aree geografiche. Lui ha precisato perché è di Castiglione, e lui però è di Cannuzzo di Castiglione di Cervia, dico bene? Ecco, perché ci sono due Castiglioni, di Ravenna e di Cervia. Lui è di Ravenna e sono un pochino anche quello là, e Simone Marzocchi. E come tutti i paesi confinanti, vero, c'è un po' di, noi diciamo un po' di tacchetta fra di loro, c'è un po' di... è meglio. I vidar, i vetri, i morti si perdono lungo la strada. Sono stati, non sono stati. Li guardano i vetri la mattina presto, come una fanfara che si sente appena. Hanno solo questa compagnia. Bene, e veniamo
alla lettura di quello che abbiamo detto prima, considerato dalla critica uno dei grandi nomi della poesia italiana, che è Raffaello Baldini, nato a Sant'Arcangelo di Romagna nel 24 e spento a Milano, dove è vissuto per tantissimi anni nel 2005. È un poeta che esordisse nel 1976 con E Soliteri, Il solitario, una raccolta che per altezza e originalità dei risultati lo pone subito, come ho detto, all'attenzione della grande critica nazionale. Nelle sue opere lui pare prediligere personaggi votati alla patologia del quotidiano, mi piace dire così. Delinea in chiave comico-satirica situazioni, personaggi con una minuziosità direi maniacale, facendo emergere tutti gli aspetti anche più grotteschi, paradossali e anche al contempo dolorosi della esistenza. Un percorso, non so, qualcuno dice, fra Pirandello e il conterraneo Stecchetti, alternando comunque misura breve e quella lunga nei poemetti. In una poesia improntata sulla scia di Pasolini ed una decisa critica morale verso la società, questa società avidamente consumistica, massificata e anonima. È un poeta lucido e visionario, gioca spesso col senso dell'assurdo, con un linguaggio fresco, immediato, una sintassi franta, con rovelli nevrotici. Una poesia, quella di Baldini, che è teatro puro, con i personaggi spogliati, scagliati là sul palcoscenico della vita, con le loro manie, i loro tic, le loro perversioni, dove il poeta e la sua penna sono lì, con un occhio ironico, ma anche benevolo, a fare da regia. Dico che nel 96 Ravenna Teatro ha prodotto per la regia e la drammaturgia, se non vado errato, di Marco Martinelli con Ivano Marescotti lo spettacolo Forestiero, che è nato dalla fusione di, mi pare, 18 componimenti poetici dell'autore. Di Baldini leggo le analisi, che aveva fatto le analisi, ma niente, una settimana prima, tanti di quegli esami, tutto bene, il dottore gli aveva fatto i complimenti, ma tu stai meglio di me. E 3 giorni dopo, a che sua moglie non si può rassegnare, mangiava, a tavola è stato, parlava, rideva e improvvisamente gli è caduto un cucchiaio, è rimasto lì senza dire niente, ha calato giù la testa come per un colpo di sonno e non si è svegliato più. C'era anche suo figlio, quello che sta a Genova, era venuto a trovarlo, sta buono, va là, che doveva essere una festa, no? Ma il fatto è che nella vita non si può mai dire, perché gli esami, per carità, gli esami vanno fatti, ma non sono una garanzia, dovrebbero esserlo. Tu fai gli esami, è andato tutto bene, questa è la garanzia, invece hai voglia. Ma anche lui però in fondo nella disgrazia aveva una paura delle malattie, ma una paura, lo diceva, io sono un vigliacco col male. In un certo senso, dottori, chirurghi, se l'è cavata, ospedali, medicine, non ha avuto bisogno di niente. Lui è morto sano come un pesce. Ma se vogliamo, ma anche Carletta Laura se vogliamo, chi leva vert e i leva cius e non era più niente da fare. E invece non col Versailles, Chiesa, unito sta cervello, di modo che su me lei se vogliamo la freghe, mordo un'altra roba. Ma anche Carletto allora, se vogliamo, che l'avevano aperto e l'avevano chiuso e non c'era più niente da fare, invece gli è venuto un colpo verso sera in casa, un ictus nel cervello, in modo che il suo male, lui se vogliamo, l'ha fregato, è morto di un'altra cosa. Metti che venga la fine del mondo domani, dopodomani e moriamo, metti che la terra si infradici, si sbricioli, che si riduca a un polverone e che si perda nell'aria e la luna lo stesso, si spegne il sole, le stelle, in un buio non c'è più niente e in tutto quel buio il tempo andrà ancora avanti? Da solo? E dove andrà? Ecco, questo è Baldini.
Vito Balestra, un esponente della poesia epigrammatica di Longiano, leggo soltanto questa breve: se hai una montagna di neve, tienila all'ombra. Questo scrive in italiano. Come un asino cerchi la tua strada, ostinato, paziente come un asino, fatto furbo dai tempi, dalla vita, dai pericoli corsi. Come un asino lanci ragli e scorregge da una cattedra. Poi c'è un personaggio che noi abbiamo inserito, un certo Venanzio Reali, un frate cappuccino della zona di Longiano, che è vissuto a Roma, amico anche lui degli intellettuali dell'epoca, di Pasolini e di altri. Stamattina in ognuno dispera l'eterno, è la poesia. Stamattina gli uccelli cantano sinistri, in un sole d'Islanda e stoccafissi, e io sogno canarini de grumi contro il mare Ionico. Il soffitto del cielo è senza valichi, e in ognuno di noi dispera l'eterno. Di parvenze escluse dalla siepe, più se ne innamora la mente, quasi ombre di nubi mandate da collina a collina dal vento, liberando favi di stelle. Se venendo la sera sapessi che il mio male non le ha toccate, me ne andrei con la speranza d'una fragrante purezza. E volevo leggere anche questa, se riesco, di Vitali, Eugenio Vitali, un poeta di Ravenna. Venite a Ravenna. Venite a Ravenna, venite a conoscere San Vitale, l'ultima pineta di Dante. Venite ad odorare il concime che si fa muraglia nel cielo. Venite a scoprire i tramonti, ad annusare la resina dei pini cacciati dalla mano tecnologica. Venite a consumare la fauna dove il canale Corsini brucia nel mare. Venite a pregare senza timore. Dall'altare scende la giubba rossa e nulla è totale. Venite a scoprire un tenace isolamento dove il pane non si siede nelle mani. Venite a rincorrere le auto che chiudono le strade. Venite dove l'uomo è tutt'uno col tempo, da spaziare verde alle stelle. Venite a vedere le valli che hanno le stigmate del ferro. Venite ad ascoltare il tuono dell'anic che di notte si esilia nel cielo. Venite a lasciarci, ci stringeremo la mano dove la terra si sta rompendo per sempre. Ecco. Nella terza, vengo alla conclusione, nella terza sezione dove ci sono autori un po' di fine Novecento, autori sia in lingua e in dialetto, sono attivi già dagli anni '80, cito i nomi oltre di Rosita Copioli, della nostra Mariangela Gualtieri, che abbiamo avuto già modo di ascoltare stamattina e che domani ci rallegrerà con un suo spettacolo. Grande poetessa, drammaturga, attrice, è un nostro vanto non solo della Romagna. Ecco. Per questa sezione noi ci siamo limitati ad autori nati prima degli anni 60, quindi inevitabilmente ci sono tante omissioni. Nel prossimo numero inseriremo anche i vari Rondoni, Gianfranco Lauretano, Francesco Gabellini, Annalisa Teodorani, ecco. Bene, lui prima ha parlato di Giovanni Nadiani. Giovanni Nadiani è stato un mio carissimo amico, un uomo, una delle voci più sperimentali, attento alla contemporaneità in tutte le sue pieghe, con una poesia che insiste sui temi dell'aridità della vita, dei gesti del quotidiano, sull'incomunicabilità, il disagio che disorientano l'uomo mercificato, massificato.
stato co-direttore della rivista Tratti con Guido Leotta, una rivista che ha ospitato diversi poeti, anche giovani, e ci ha lasciato un mese fa, a 62 anni. Io leggo di Giovanni Nadiani, così avete un'idea. Essec, da Essec, un filo di gramigna. Essec, listea d'Essec, più sec, la carvaia, la servessa, la carvaia, la saslerga, la terra, la gnepiò, la terra, una carvaia, un burò, in te font, un fil gramegna. Il secco dell'estate, l'estate del secco più secco, e la crepa si apre, si allarga, la terra non è più la terra, una crepa, un dirupo, nel fondo un filo di gramigna. Concludo perché sennò arriviamo tardi. Sono costretto a dei tagli. Concludo affermando una cosa, che i poeti, anche questi poeti, sono un pochino il fiore all'occhiello della nostra Romagna, di questa terra che è stata di anarchici, di repubblicani, di socialisti, di rivoluzionari, antipapalini, terra di mondine, di braccianti, terra di gente schietta, sanguigna, che nel cuore comunque, come ho detto prima, ha sempre avuto l'anelito alla libertà. Terre i cui abitanti hanno lottato contro fascismo, nazismo, insofferenti ad ogni forma di strapotere e di usurpazione. Oggi, cari amici, nuove forme di fascismo minacciano la vita e la società, non solo in Romagna. E i poeti di questa terra hanno voluto lasciare alle nuove generazioni parole accese perché potessero fruttificare, nella convinzione che la poesia, come abbiamo detto e scritto, educa l'umano nella sua capacità di leggere in profondità i segni della vita. Grazie. Per concludere, prima di spostarci a Piazza dei Balli, chiederei a Nevio invece assolutamente di leggerci qualcosa di suo, una sola, no? In dialetto però, e poi magari ci regali anche la traduzione in italiano. Leggo la poesia che è un pochino stato un po' l'incipit di Luz, del lavoro teatrale. Che mi sordot a creder non è significato che mi sovest più di una volta que a lei in teste zirtap una mattina da dire vuieter ma dal volta che passa a soia viv o mort e qui che in sogni in dischi a post e i rit ma in dei in te ho paura e a min fag una cioncia de blabladis c'ha lei che spurtano addosso quant la fevre e alta st'età pat parpai in ciudedi in un pes di legno ad bucalò in barrieghe sì come dal pong in un misela streca un porto in bel l'ena comedia sen che non è mai finita longa la strea dal pignat ghisa valenti Ivana Vuti io tu musciamacut. Mi sono ridotto a credere di non esserci neppure tutto. Mi sono visto più di una volta, qui e lì, nello stesso tempo. Una pazzia, direte voi, ma a volte che ci penso, sono vivo o morto? Ma quelli che in sogno mi dicono che sono a posto e ridono, ma dove sono? Intanto ho paura. Non me ne faccio niente del bla bla degli uomini. Il fatto è che ci portiamo addosso tutti quanti la febbre alta di questo tempo, di farfalle inchiodate ad un pezzo di legno, di boccaloni ubriachi e ciechi come talpe,
in un gomitolo di strade che non portano da nessuna parte. È una commedia di sangue che non è mai finita. Lungo la strada delle pentole di ghisa, ballando, vengono avanti gli ultimi castrati. Grazie.